L'auto di una vigilessa in servizio al comando della Polizia Municipale di Agrigento ha subito 2 danneggiamenti in circa 10 giorni, un fatto grave che fa il paio con l'aggressione subita da un altro vigile nelle settimane scorse. Purtroppo minacce e aggressioni verbali sono all'ordine del giorno, una situazione che è finita anche sotto la lente di ingrandimento da parte delle altre forze dell'ordine. Ormai è da 2 anni, ha detto il comandante della municipale Cosimo Antonica, che la polizia locale, anziché essere oggetto di incoraggiamento e collaborazione da parte della cittadinanza, viene fatta oggetto di costanti intimidazioni. Questi gesti non li definisco di vandalismo, conclude Antonica, ma sono mirate azioni di vendetta privata. Bisogna ricordare che ai primi del mese di aprile al comando della polizia municipale venne recapitata una lettera con un copia e incolla di inquietanti notizie di cronaca accaduti in danni dei vigili stessi. Prima ancora, invece, c'erano state ben 3 lettere minatorie indirizzate allo stesso comandante Antonica, per non parlare poi dei 3 danneggiamenti alle serrature dello stesso comando. Adesso questo nuovo episodio ai danni di una vigilessa che ha solo torto forse di essere troppo solerte e di non guardare in faccia nessuno pur di far rispettare le regole.